benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Smantellata Enna una rete di spaccio di droga, 13 indagati, a rifornirsi tanti giovani, anche minorenni. Base, l'appartamento di un uomo arrestato. A Palermo tornano in piazza i lavoratori ex Almaviva. Protestano davanti all'Assemblea regionale per chiedere tempi rapidi a Palazzo d'Orléans per il loro reinserimento al lavoro. Caporalato, 4 braccianti stranieri torturati e sequestrati a Vittoria. E intanto si scopre che più della metà delle imprese agricole siciliane paga i dipendenti a nero. La denuncia della UILA, l'Unione dei lavoratori dell'agroalimentare. La finanziaria regionale taglia i fondi per il reddito di povertà. Spariscono anche gli aiuti per chi ricorre al credito di consumo. Dopo il nostro servizio da Palermo, un'imponente macchina della solidarietà si è mossa anche dall'estero, mettendosi in contatto con noi per aiutare padre e figlio palermitani che stamattina hanno dovuto lasciare sfrattati la casa dove vivevano da 20 anni. Le prime iniziative già in atto dal Sunia di Palermo. Sorpresa, dopo Parigi e Londra la città preferita per le vacanze di Natale è Catania. La conferma da eDreams, tra le principali agenzie di viaggio online europee. La Fiamma Olimpica a Catania nel pomeriggio percorrerà 10 km da via Aquicella Porto fino a Piazza Duomo. Dalle 16:30 traffico temporaneamente sospeso nelle strade interessate al passaggio del corteo. Calcio, il Catania vuole diventare campione d'inverno. Domenica con l'Atalanta Under 23 i rossazzurri cercano il titolo platonico, che comunque storicamente ha sempre avuto un peso per il proseguimento della stagione. Bentrovati, smantellata Enna, una rete di spaccio, 13 gli indagati, tra i clienti tanti giovani e anche minorenni. Base logistica all'appartamento di un uomo arrestato, Adelaide Barbagallo. A Enna un uomo aveva trasformato la sua abitazione in una lucrosa centrale di spaccio. Ad aiutarlo la compagna dei familiari e alcuni giovani di cui si fidava, che chiamava Cavallini. Attraverso intercettazioni telefoniche ambientali, pedinamenti, attività tecniche e sequestri, la polizia ha individuato il gruppo ben organizzato che reperiva ingenti quantitativi di hashish dalle province limitrofe per poi stoccarli, confezionarli e distribuirli al dettaglio sul territorio ennese. Tra i clienti molti giovani, anche minorenni, che si recavano presso l'abitazione dell'uomo a qualsiasi ora del giorno e della notte per acquistare dosi di hashish. 13 gli indagati, alcuni residenti a Catania e Agrigento. L'uomo, che gestiva anche lo spaccio nelle principali piazze di Enna, è finito in carcere, ritenuto il fulcro dell'organizzazione responsabile della gestione dell'intero sistema di approvvigionamento e spaccio. 4 sono stati posti agli arresti domiciliari, 6 indagati dovranno presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, mentre 2 persone sono state sottoposte all'obbligo di dimora nel comune di residenza. 2 fabbriche di sigarette contraffatte e di contrabbando sono state scoperte dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine condotta dalla Procura europea e partita da Palermo. Maglio Viola. Parte da Palermo l'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura europea che ha permesso di individuare in Italia non più i semplici canali di contrabbando ma le fabbriche di sigarette illegali. I 2 stabilimenti per la lavorazione e lo stoccaggio di tabacco e produzione illegale di sigarette si trovavano a Pomezia in provincia di Roma e a Ferentino in provincia di Frosinone. L'organizzazione aveva realizzato 2 linee di produzione su larga scala dotate di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per uno stabilimento destinato allo stoccaggio del prodotto finito. Oltre 2 milioni di euro il valore degli impianti in grado di produrre ogni giorno circa 4 milioni di sigarette. Negli stabilimenti realizzati in un'area di 4.000 metri quadrati sono stati trovati e sottoposti a sequestro 27 tonnellate di sigarette, 19 tonnellate di tabacco, 134 bancali di materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette, collochi tutti contraffatti come Marlboro, Rothmans, Camel e Winston. Sotto sequestro anche 4 tir autoarticolati utilizzati per i trasporti. Nello stabilimento lavoravano 7 cittadini bulgari e ucraini, tutti denunciati, accusati
accusati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e di contraffazione di marchi. Per difendere gli impianti l'organizzazione usava anche jammer e disturbatori di frequenza per impedire le intercettazioni telefoniche, ambientali e perfino video. Gli investigatori hanno dovuto pedinare i mezzi, eseguire lunghi appostamenti e utilizzare droni per le intercettazioni video dall'alto. Le sigarette sequestrate sul mercato valgono oggi 7 milioni e mezzo. Il profitto giornaliero dell'organizzazione è stimato in 700.000 euro, ovvero oltre 240 milioni di euro l'anno, per un danno alle casse dello Stato di 160 milioni di euro. Almaviva Contact a Palermo tornano in piazza gli ex lavoratori, protestano davanti all'Assemblea regionale per chiedere l'accelerazione dei progetti della regione per il loro reinserimento nel mondo del lavoro. Marco Gullà. Ancora una volta in piazza, a protestare, a manifestare. Sono gli ex lavoratori Almaviva che dopo il licenziamento chiedono adesso fatti concreti alla Regione per il reinserimento nel mondo del lavoro tramite 2 progetti di ricollocazione stabiliti, il servizio 116-117 di pubblica utilità in ambito sanitario e il percorso di digitalizzazione ancora in fase istruttoria. Questa mattina il sit-in davanti Palazzo dei Normanni a Palermo. Al momento mancano i fondi per coprire 4 anni necessari alla realizzazione del progetto. Quindi chiediamo che finalmente si sblocchi tutto, che si trovino questi benedetti fondi, che finalmente ci facciano lavorare. Dall'anno scorso che aspettiamo sembrava realizzato, ma ad oggi siamo sempre a nulla. Siamo stanchi di sentirci dire che siamo quasi addirittura d'arriva, ma poi in realtà manca sempre un tassello. Ci ritroviamo adesso ad avere, sostanzialmente mancano i fondi per poter approvare il progetto per 4 anni, però siamo stanchi di promesse, abbiamo bisogno di concretizzare ciò che ci è stato promesso, vogliamo la nostra dignità lavorativa. Sembra che tutto ci remi contro, anche la NASPI misera, alcuni colleghi hanno percepito una NASPI di 180 euro. Nella nota unitaria per il sit-in i sindacati rivendicano la copertura economica, le risorse finanziarie strettamente necessarie alla sostenibilità dei progetti, una programmazione certa della fase realizzativa con l'uscita dallo stato di disoccupazione dell'intero bacino dei lavoratori oggi abbandonati in uno stato di indigenza. A Ragusa arrestati 3 cittadini del Bangladesh per avere torturato e ridotto in schiavitù 2 connazionali regolarmente arrivati in Sicilia con il decreto flussi. Le vittime erano state ingannate dai connazionali che avevano promesso di impiegarli come braccianti agricoli nelle campagne di Vittoria. Dopo invece erano iniziate vere e proprie sevizie all'interno del casolare che avete appena visto, con minacce di morte e aggressioni con spranghe di ferro, per costringere i lavoratori a contattare i familiari e chiedere 20.000 euro per la loro liberazione. Gli investigatori durante le indagini sul caporalato hanno scoperto l'organizzazione dei torturatori che agiva non solo in Sicilia ma anche in altri centri illegali in Libia. Intanto nella nostra regione c'è la conferma che più della metà delle imprese agricole si serve di lavoro a nero. La denuncia è della UILA, l'Unione dei lavoratori dell'agroalimentare. Occorrono strumenti nuovi, chiede il segretario generale Marino. Orazio Longo. La cucina italiana è patrimonio dell'umanità, un fatto che certo inorgoglisce ma che solleva riflessioni sul mondo del lavoro di casa nostra. A sottolineare la condizione precaria e irregolare di oltre la metà delle imprese agricole in Sicilia è la UILA col segretario generale Nino Marino nella relazione tenutasi in occasione del Consiglio regionale di categoria a Pergusa. Ci fa molto piacere che la cucina e il cibo italiano siano diventati patrimonio dell'umanità, ma non possiamo non far rilevare che in Sicilia su 120.000 aziende agricole soltanto 50.000 assommano regolarmente manodopera. Questo crea una concorrenza sleale con le aziende sane che producono ricchezza e tutelano i diritti. Sottolinea Marino come occorrano strumenti nuovi per far emergere il lavoro nero e il caporalato. Un esempio sono gli enti bilaterali e gli osservatori del mercato del lavoro. Occorre lavorare intensamente per monitorare, per cercare di creare un lavoro di qualità che crea dignità e futuro. A Palermo la finanziaria regionale taglia i fondi per il reddito di povertà.
e dunque spariscono anche gli aiuti per chi ricorre al credito al consumo. Maglio viola per i particolari. Mentre la Regione si appresta a pagare proprio in questi giorni attraverso l'IRFIS l'ultima tranche del contributo di solidarietà che quest'anno è aspettato ad oltre 10.000 famiglie in difficoltà in Sicilia, in finanziaria l'ARS invece cancella i fondi destinati a un analogo contributo nei prossimi anni a partire dal 2026. Non ci saranno più aiuti attraverso i pagamenti una tantum di contributi di povertà o di solidarietà e spariscono anche provvedimenti che venivano incontro alle famiglie per il credito al consumo, rimborsando una parte degli interessi con un reddito al di sotto della soglia ISEE di 15 o 25 mila a seconda del contributo. La scelta di concentrare le risorse nel sostegno alle assunzioni, che assorbe fra le varie misure circa 200 milioni di euro, e nell'ampliamento dell'impiego dei forestali per altri 41 milioni di euro l'anno, di fatto esaurisce le risorse disponibili anche per effetto di una lunga serie di emendamenti che distribuiscono spesa in altri settori. Ci sono i fondi per l'aumento delle ore degli ex PIP, ora stabilizzati in SAS, i 30 milioni aggiuntivi per i comuni e tanto altro. Una beffa per le famiglie che cominciavano a fare affidamento sugli aiuti regionali. Ma dalla maggioranza e dal governo annunciano che il taglio non è definitivo. Gli articoli in discussione saranno riproposti nel maxiemendamento dal governo dopo il taglio di altre misure. Da 50 a 70 gli articoli che potrebbero cadere sotto la scure del governo. Ma se i fondi non dovessero essere reperiti in questo modo in finanziaria, il capitolo non sarà chiuso, dicono fonti governative. Dopo il pareggio dei bilanci pregressi davanti alla Corte dei Conti previsto entro giugno, la Sicilia potrà contare su 2 milioni di euro di avanzo di gestione e una quota confluirà nel Fondo Sicilia di IRFIS per queste e altre misure da reintrodurre nell'assestamento di bilancio estivo. A Palermo è boom di multe per l'uso del cellulare alla guida. 800 le patenti ritirate negli ultimi 2 mesi. E intanto con il 2026 104 nuovi vigili urbani controlleranno il traffico nel capoluogo. Marco Gullà. Quasi 800 patenti ritirate a Palermo negli ultimi 2 mesi solo per la guida con il cellulare in mano, una media di 30 patenti al giorno. Un dato significativo e al contempo preoccupante. Sempre più automobilisti vengono beccati mentre guidano con il cellulare tra le mani. Una volta accertata la violazione, il ritiro della patente è immediato. Le forze dell'ordine a Palermo, anche con motocicletta, sono attive nel far rispettare il divieto. È vietato anche tenerlo in mano per usare il navigatore senza supporto. Oltre alla sospensione della patente, la sanzione può anche sfiorare i 1.000 euro. Per il comandante Coluccello le brutte abitudini sono difficili da estirpare. I dati, in effetti, parlano chiaro. Intanto dal 2026 ci saranno in strada altri 104 nuovi vigili urbani in città, la metà di loro ha meno di 30 anni e il resto non supera i 40. Forze fresche per potenziare i controlli nelle zone rosse e non solo, ma anche in tutte le isole pedonali del capoluogo. Restiamo a Palermo, dopo il nostro servizio un'imponente macchina della solidarietà si è mossa in favore di padre e figlio che stamattina hanno dovuto lasciare sfrattati la casa dove vivevano in affitto da 20 anni. Tantissimi ascoltatori ci hanno contattato anche dall'estero chiedendoci come poterli aiutare. È già attivo a questo scopo il SUNIA di Palermo. Adelaide Barbagallo. Già in questo momento siamo senza soldi, mia moglie non c'è, è morta 1 anno fa e da quel momento le cose sono andate sempre a peggiorare. A Palermo, dopo lo sfratto esecutivo, è arrivato lo sgombero. Massimo e il figlio hanno dovuto lasciare la casa dove vivevano da 20 anni. Ma le sue lacrime e l'appello trasmessi ieri nei nostri TG non sono caduti nel vuoto. Un'imponente macchina della solidarietà si è mossa. La loro storia ha commosso i nostri telespettatori che perfino dall'estero, attraverso i nostri social, si sono messi in contatto con noi per aiutarli. Fra questi c'è Sergio che vive all'estero e si è offerto di pagare l'affitto per i prossimi mesi. Salvatore propone case con affitti a basso costo ad Alessandria della Rocca, dove ci spiega ci sono perfino dei proprietari disposti a cedere gratuitamente le loro case. E poi una valanga di messaggi di telespettatori che vogliono aiutare economicamente i 2 uomini. Massimo ha perso la moglie 1 anno fa ed anche il lavoro. Il figlio laureato è riuscito in estate a fare qualche lavoretto. Entrambi adesso vivono con un sussidio inferiore ai 500 euro.
Hanno sempre pagato fin quando non sono arrivate le difficoltà economiche. Il Sunia di Palermo ha attivato una raccolta fondi in modo da non far trascorrere ai 2 uomini le feste in un dormitorio. Il gestore di un B&B di Palermo ha offerto per questo periodo natalizio gratuitamente la sua struttura. Una signora che vive sola ha messo a disposizione 2 stanze del suo appartamento. Sono giorni di festa, il calore della solidarietà ha già raggiunto massimo. Chi volesse aiutarlo può mettersi in contatto con il Sunia di Palermo, il sindacato degli inquilini. Grazie del vostro interessamento che ci fa sentire ancora una volta utili. Cambiamo pagina, sorpresa, Catania, capitale del turismo, almeno in Italia, terza in Europa dopo Londra e Parigi, lo dice il sito online eDreams. Orazio Longo. Niente Sacher Torte, niente renne o vin brûlé. E a Catania, col mare davanti e l'Etna dietro, l'arancino da un lato e la granita dall'altro, che i turisti vogliono passare il Natale e l'ultimo dell'anno. Lo dice un report di eDreams, l'operatore di viaggi online, che ha stilato una classifica prendendo in consegna i dati delle principali agenzie di viaggi in Europa. Nei primi 2 posti si piazzano Parigi e Londra, al terzo c'è Catania, ma chiaramente lontana dalle prime 2 sia per dimensioni che per qualità dell'offerta turistica e per popolazione. Soddisfazione esprime il sindaco Enrico Trantino. È chiaro che consideriamo anche chi viene per andare altrove, che non si ferma solo in città, e stiamo lavorando proprio per migliorare l'offerta qualitativa della nostra ospitalità anche attraverso il possibile insediamento di catene alberghiere in alberghi più prestigiosi. Ma a prescindere da questo, comunque Catania ancora una volta dimostra di quanto il suo aeroporto, di quanto la sua posizione nodale nel panorama siciliano la faccia diventare città che possa beneficiare di un crescente flusso di passeggeri. Un'altra possibile spiegazione all'input di prenotazioni per lo scalo catanese è il ritorno in Sicilia di numerosi isolani, lavoratori fuori regione, che per le vacanze natalizie scelgono casa propria per riabbracciare gli affetti, certamente, ma così, giusto per gioco, perché poi le classifiche valgono quel che valgono, divertiamoci nell'immaginare un albero di Natale a forma di arancino da condividere con i tanti turisti presenti in città e che sia un buon Natale per tutti. Perché no? Buon Natale davvero. A Catania ancora grande attesa nel pomeriggio il passaggio della torcia olimpica che raggiungerà a febbraio Milano per l'apertura dei giochi invernali. La fiamma torna in città con il suo carico di emozioni a distanza di 65 anni. A portare la fiaccola vedrete 3 tedofori d'eccezione. Marco Carri. Catania al centro dello sport. Lo spirito olimpico attraverserà la città etnea con il passaggio della fiaccola in vista dei giochi invernali di Milano Cortina del prossimo mese di febbraio. La torcia torna a Catania dopo 65 anni. Erano le Olimpiadi estive del 1960 e nella notte del 17 agosto la fiamma di Olimpia sfilò per le vie cittadine. È stata la prima e unica volta, dunque il passaggio del pomeriggio di oggi rappresenta quasi un unicum vista la distanza di tempo e Catania vuole onorare l'evento. La partenza da via Aquicella sarà dopo le 17, attorno alle 19:30 è previsto l'arrivo in Piazza Duomo, dove è stato allestito un palco da cui verranno intrattenuti i cittadini in attesa della fiamma. La fiaccola durante il suo percorso sarà trasportata da mani illustri, da nomi importanti dello sport nazionale, la presidentessa dell'Equipe Orizzonte e campionessa olimpica di pallanuoto Tania Di Mario, il pugile Salvatore Cavallaro, il giocatore della nazionale di futsal e della Meta Catania Carmelo Musumeci, tutti designati dal CONI. Sul palco parleranno altri simboli dello sport catanese e siciliano nel mondo coinvolti dal CONI regionale, il medagliato olimpico nella spada Mino Ferro, l'ex atleta Anita Pistone, lo sprinter Matteo Melluzzo e l'ex velocista Francesco Scuderi. A partire dalle ore 16:30 è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle strade interessate dal transito del corteo per la cintura viaria in cui figurano arterie importanti come via Plebiscito, via Vittorio Emanuele II, via Regina Margherita, viale 20 settembre, Corso Italia, Piazza Europa, via Umberto, via Etnea e via di San Giuliano. L'amministrazione comunale invita i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti e a utilizzare percorsi alternativi anche attraverso l'utilizzo della segnaletica temporanea. Per lo spettacolo andiamo ad Agrigento con un tuffo nella magia del Natale e nella forza dell'immaginazione al Teatro Pirandello. Il musical Il Bosco Incantato ha conquistato gli alunni delle scuole elementari della città di Agrigento e della provincia. Davide Sardo.
Un'esplosione di colori, musica ed emozioni ha acceso il Teatro Pirandello di Agrigento. Per gli studenti delle scuole elementari della città e della provincia è andato in scena Il Bosco Incantato, uno spettacolo capace di trasformare la magia del Natale in un'esperienza da vivere e ricordare. Il mio personaggio all'interno di questo spettacolo è esaurito, però c'è anche, come dire, un lieto fine per lui. Questo lieto fine è il messaggio appunto che vogliamo dare attraverso questo spettacolo, che è quello di ritornare a vivere le feste in maniera serena. Un viaggio immersivo in un mondo fiabesco dove amicizia, cooperazione e resilienza diventano messaggi universali. Un bambino che sogna 7, 8, 9 anni, che cosa può pensare? Che l'amore non deriva da un bene materiale, ma da un gesto e un pensiero che c'è dietro a un regalo. Scenografie suggestive, costumi vivaci e una colonna sonora coinvolgente hanno rapito grandi e piccoli, trasportandoli in una dimensione sospesa tra sogno e realtà. Gli elfi sono come una fabbrica di lavoratori artigiani che cercano di mantenere uno standard qualitativo, il fatto in casa, e devono lottare con le multinazionali, Amazon Prime, che invece consegna al posto loro molto più velocemente i prodotti delle multinazionali, e questo comporta una perdita di valore intrinseco in termini affettivi, emozionali. Un successo di pubblico e di emozioni che ha confermato il Teatro Pirandello come luogo di cultura, crescita e immaginazione per le nuove generazioni. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania che domenica inseguirà il titolo d'inverno. State con noi, vi aspetto. Calcio, il Catania prepara la partita con l'Atalanta Under 23 che chiuderà il girone d'andata assegnando il platonico titolo d'inverno, che però spesso indirizza la stagione. Marco Carli. L'ultima tappa, almeno per il 2025, con un traguardo volante che Toscano vuole varcare per primo. Lo ripete da tempo e il pareggio di Potenza, condito dalle polemiche arbitrali e da quasi un'ora e mezza giocata in superiorità numerica, recupero compreso, non ha frenato la possibilità di fregiarsi del titolo d'inverno. Ma c'è il Benevento che ha raggiunto i rossazzurri e che giocherà prima in questa occasione. La squadra campana è in campo già il venerdì sera con il Cerignola. Dunque gli etnei sapranno il risultato e cosa dovranno fare con l'Atalanta Under 23 per chiudere il 2025 in vetta. Ma ovviamente, visto il cammino in casa, anche in termini di gol fatti 20 e di gol subiti 0, l'obiettivo iniziale non può essere diverso dai 3 punti. Una responsabilità che il Catania al Massimino ha saputo sempre sostenere. Nel recente passato, le ultime promozioni di Toscano con Reggina e Cesena nel 2019-20 e nel 2023-24 avevano visto l'allenatore, ora il Catania, passare davanti anche a metà percorso. Ogni corsa fa storia a sé, ma i rossazzurri sanno che per liberarsi della concorrenza di Benevento e Salernitana e anche di Cosenza e Casertana devono sprintare. Ogni tappa è importante, anche l'ultima dell'anno solare. C'è ancora una notizia: 30 ultra di Casertana e Catania sono stati denunciati con l'adozione di daspo urbani per gli scontri avvenuti lo scorso 11 ottobre sull'autostrada A2 del Mediterraneo. Tra loro anche 2 minorenni. Le indagini sono state condotte dalla Digos della Questura di Salerno, Caserta e Catania. Noi ci fermiamo qui. L'appuntamento per altre notizie è per le 20. Grazie e buon pomeriggio.